nascoste. Oggi giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo che cade in un periodo di difficoltà e limitazioni. Andrea Martino. Avevamo incontrato Giacomo qualche mese prima dell'emergenza coronavirus, un ragazzone di oltre 2 metri e 51 di piede, autistico non verbale, con la passione per il nuoto. Giacomo ha un buon livello di autonomia, ma non è sempre così. L'autismo è un disturbo dello sviluppo neurologico complesso e multisfaccettato, persone per le quali oggi tutto diventa ancora più difficile. Un suggerimento importante è che venga fatto un programma della giornata che sia esplicito, quindi secondo le caratteristiche di comprensione che ha la persona, dunque che venga spiegato che cosa andrà fatto durante la giornata. Dobbiamo aiutare la persona a tornare ad avere delle nuove routine, quindi non si può pensare di spiegare alla persona che le vecchie routine non sono praticabili se non vengono sostituite da altre. Famiglie che oggi non cercano compassione, ma un costante sostegno per non vanificare i percorsi intrapresi prima del coronavirus. Intanto, in mancanza della piscina, Giacomo si gode e la sua famiglia cerca di riprogrammare le sue giornate. Il grande problema è sapere che cosa aspettarsi, cioè sapere non tanto avere la possibilità di cogliere che non si va in piscina, ma sapere che cos'altro si può fare invece di andare in piscina. E questo è il grande compito dei genitori in questo periodo, ma anche di noi operatori che stiamo seguendo le persone a distanza. 30 anni fa moriva